Su fronte ci si esercito pesa, ca spasende sa brigata tattaresa. E cussa manusina, sa mezzo giove, tu de Sardegna, se si stiga de cussa antica zende, casi di pico prima e a suboro. E nostra uesa insignia, sa vita nostra non la paga binari, aiù, dimonius, avanti forza pari. Dai sa trincea, vinaggia sa Croazia, so stattarino, sa scrittosi storia. Seguimo con Solmina, onore devuta, erenzia tattarina. Voglio ci foro e salimo che lenzo, con so scolore sa donna sistemane. È forte che non raghe, sapetta non mantenne sa paghe. Sa vita nostra non la paga binari, aio, dimonios, avanti forza paris. Si colora la tua voce di profumo di sambuco, si confonde tra le foglie come fata di rugiada. Ecco maggio e ancora maggio, di silenzi e fiordalisi. Ecco maggio e ancora maggio, con i giochi della sera. Andiamo a parlare con il presidente del coro di Florinas, Angelo Udassi. Ciao Angelo. Ciao Paolo. Un ventennale importante quello di quest'anno. Il ventennale è una data si può dire storica. 20 anni sono tanti, 20 anni sono tanti perché se andiamo a vedere 20 anni fa io ero più giovane. Ah beh, questo è poco ma sicuro. E molti componenti del coro erano più giovani. Naturalmente anche Dio Salvatore era più giovane. Salvatore era più giovane. Infatti lui ci ha fatto arrivare è stato un promotore, un promotore e ci ha dato l'input per poter arrivare a 20 anni. Allora, 20 anni coro di Florinas, una cosa importante, c'è in giro un libro, un libricino che parla proprio dei 20 anni di Florinas, del coro di Florinas. Se vi capitasse, recuperatelo perché c'è gran parte della loro storia. 20 anni importanti, ogni anno portate dei cori ospiti che fanno in qualche modo la differenza. Sì, ormai siamo entrati a far parte di quel giro che tutti gli anni cerchiamo di fare la nostra rassegna e di portare un gruppo diverso, anche perché ci serve anche a noi. Io ad Angelo però voglio chiedere una cosa importante, perché sì, si festeggia il ventennale, ma come fa un sassarese può essere presidente di un coro di Florinas? Sta a significare in qualche modo che la tua vita è stata divisa tra Sassari e Florinas, no? Diciamo, sei nato a Sassari e ti sei innamorato a Florinas. Sono nato a Sassari, dopo 25 anni dopo sono venuto a Florinas. E ti sei innamorato? Mi sono innamorato, mi sono sposato, mi sono creato una famiglia qua a Florinas. Ormai sei abitante della città, eh? Sì, perché no, della città, del paese. Del paese? Adesso mi sento un florinese. Allora, anche se ho le mie tradizioni, perché se mi vieni a parlare delle mie tradizioni non le ho dimenticate le mie Quindi tradizioni. è meglio parlare dei candelieri? Se mi parli dei candelieri ti posso dare tutto, qualsiasi risposta. Dai che ci trasferiamo, perché noi adesso continueremo con la nostra serata, tu ti dovrai cambiare e qui inizia la festa di Florinas e di Cantos in Carrera. Sì. Devi salutare. Ascoltateci. Sai che tu sei da mia, che non mi lasci sia, tu mi consolata. Sai che tu sei da mia,
Florinas, Cantus in Carrella, questa è la 13ª edizione, noi siamo in compagnia di Angelo Zara, fra un po' anche lui andrà a cambiarsi e anche lui farà parte di questa grande kermesse di amici che qui e lì per il paese vanno a divertirsi e a cantare per tutta la popolazione. Intanto ciao Angelo, come va? Ciao, bene. Grande stanchezza, poi ne parleremo anche con il Presidente, grande stanchezza per questa 13ª edizione. Sì, con il 2009 il Coro di Florinas organizza la 13ª manifestazione di Cantus in Carrella. Con questa manifestazione si vuole resumare, quindi recuperare una vecchia tradizione a Florinas, tanto svolta e amata, che era quella dell'esecuzione di alcune serenate sotto alcuni balconi dove si sperava che l'amata potesse affacciarsi e fare dei giusti apprezzamenti. Ma questo solo a Florinas oppure anche da altre parti? Presumo che in Sardegna lo si facesse dappertutto, però a Florinas in particolare la si vuole adesso recuperare perché è una manifestazione bella e anche importante. Ma quanti cori partecipano a questa manifestazione? A questa manifestazione ormai partecipano da 13 anni alcuni cori che a noi sono molto affezionati, molto cari, tant'è che facciamo con loro la stessa manifestazione nei vari paesi, nei reciproci paesi diciamo. E questi sono Santo Lussurgiu, Muros, Pozzo Maggiore e il coro Gabriel di Tempio. In aggiunta a questa manifestazione quest'anno abbiamo un coro ospite dalla penisola che è il coro di Toano, Voci Lassù, provincia di Reggio Emilia. Tra l'altro anche il coro di Muros fa parte di questi amici che vi seguono, Muros che è così vicina e così affezionata a questa vostra manifestazione. Sì, c'è anche il coro di Muros con la quale siamo tanto legati e tanto affezionati. Come non porti idea de stessa correa che furia che bannela come non porto idea de stessa correa che furia che E siamo in compagnia del direttore artistico del gruppo folcloristico San Nicola di Sassari, Antonello Gaspa. Ciao. Ciao. Parliamo intanto di questo gruppo. So che è il primo gruppo anche di Sassari che ha il mini folk. Sì, diciamo che ci possiamo vantare di questa cosa, che siamo l'unico gruppo a Sassari dei 4 gruppi esistenti che può vantare di avere il mini folk, anche se abbiamo solo 5 coppie, però sono già un buon livello anche di ballo, diciamo, ecco. Il nostro gruppo poi è un gruppo abbastanza nuovo, formatosi nel 2007, anche se la maggior parte dei componenti del gruppo hanno un'esperienza ultradecennale perché hanno militato in altri gruppi sia di Sassari che di altri paesi, cioè tutti abbiamo un'esperienza di ballo sardo. Nonostante sia un gruppo abbastanza nuovo, possiamo dire che abbiamo nel nostro palmarès delle serate, delle manifestazioni importanti. Diciamo, sono stato anche il primo gruppo che, essendo nato nel 2007, può vantare che già nel 2008 ha partecipato alla cavalcata sarda a Sassari. Poi siamo entrati terzi al Festival Internazionale in Scozia nel 2008, un Festival Internazionale in Scozia, e nel 2009 abbiamo partecipato alla fase regionale Endas Performance 2009 appunto, vincendola e quindi potendo partecipare anche alla fase nazionale a Santa Marinella Civitavecchia, dove abbiamo conseguito un 7° posto nazionale.
E a proposito del gruppo San Nicola di Sassari, noi siamo con Assunta Oddi, che è la presidente di questo gruppo. Il gruppo Folco, sì. Ne abbiamo parlato, nascete nel 2007, però sai, io penso che fino a pochissimi anni fa non esisteva un gruppo folcloristico a Sassari e adesso ce ne sono ben 4 più i vostri mini folk. Esatto, è iniziato come un gruppo unico, dopo come succede si è scisso. Il nostro comunque nasce nel 2007, già comunque con diverse esperienze, come diceva prima Antonello, e siamo andati avanti molto bene. Io penso che questo sia molto positivo ai fini poi della valorizzazione delle nostre tradizioni. Esatto, comunque stiamo portando avanti un discorso molto importante sulla cultura sassarese e sul costume sassarese. Il nostro gruppo vanta già almeno 8 varianti del costume, quindi a parte questo che indosso io, che è quello della ricca popolana, abbiamo anche tutti gli abiti da lavoro, quindi l'abito giornaliero che veniva indossato così proprio durante le fasi di lavoro, tipo non so, l'acquaiolo, la venditrice di pane, lo zappatore. Quindi abbiamo proposto e ricostruito tutte queste varianti, le abbiamo già presentate in varie manifestazioni, anche alla cavalcata. Insomma, stiamo andando avanti abbastanza bene. E poi vabbè, ci stiamo proponendo a livello nazionale, a livello internazionale, speriamo di continuare così. Lo speriamo di cuore. Avete sentito, fino a pochi anni fa non esisteva il costume di Sassari, ora finalmente grazie anche ad Assunta e ad altri amici si è riusciti un po' a riqualificare quelli che sono i colori della città di Sassari. Esatto, sì, è quello, insomma, è quello che ci siamo riproposti e andiamo Allora, avanti con la nostra. Un augurio agli amici di Florinas, perché questo, signori, lo ricordiamo, è il 20ennale del coro di Florinas. Giustamente, auguriamo a loro di fare una carriera ancora positiva come è stata finora e auguriamo a noi di fare la loro carriera sicuramente.